in testa alla classifica. Sfida interessantissima per il resto a Leuganeo per il confronto diretto tra il Padova in cerca di conferme e la Sampdoria in cerca di una vittoria scacciacrisi che i blu cerchiati inseguono ormai da troppo tempo, e sarà proprio questo il campo principale della puntata odierna di Tutto il calcio minuto per minuto, e dunque per Padova-Sampdoria sentiamo subito Massimo Zennaro. Sì, davvero una settimana molto difficile quella passata dalla Sampdoria dopo la sconfitta in casa con il Varese, la dura contestazione dei tifosi e la brutta polemica tra Beppe Iachini e i supporter genoani, tutti segnali del tanto nervosismo ma anche della consapevolezza di non poter fallire ancora. Sampdoria che da quando c'è Iachini in panchina non ha mai vinto, 4 pareggi e 3 sconfitte. Padova che invece sembra aver superato la consueta crisi di fine anno, la vittoria ad Ascoli nell'ultima dell'andata ha dato ulteriore spinta ad una squadra che sta rispettando le attese e si vuole giocare i playoff promozione. Prima di questo incontro tra le due squadre ci sono ben 12 punti di scarto a favore dei padovani. Le formazioni sono appena arrivate nel Padova fuori Cacia squalificato, dal canto conferma il classico 4-3-3, Pellizzoli in porta, in difesa ci sono Donati, Schiavi, Legati, Renzetti, Bovo, Italiano e Cuffa a metà campo, Cutolo, Ruopolo e Lazarevic in avanti. 4-3-3 anche per la Sampdoria, fuori Coman per squalifica, ma oggi il tecnico Iachini ha deciso di cambiare molto, ad iniziare dall'esclusione di Capitan Palombo. Romero tra i pali, Berardi, Gastaldello, Rossini e Castellini 4 di difesa, Padalino, Obiang e Kristicic sulla mediana, Juan Antonio Pozzi e Bertani in attacco. Arbitra Ciampi di Roma, assistenti Ciancaleoni e Bagnoli. A Padova una splendida giornata di sole ma fa abbastanza freddo, la temperatura attorno ai 5-6 gradi, il terreno di gioco è un po' appesantito. Buona la cornice di pubblico, circa 10.000 spettatori, poche però le bandiere blu cerchiate. Studio. A contropiede della Sampdoria, Bertani è entrato in area, decentrato sulla sinistra, il pallone in mezzo per Pozzi, il gol! Sampdoria in vantaggio, siamo al 18° minuto, è andato in gol in azione di contropiede, Padova sbilanciato in avanti, Bertani 40 metri palla al piede, arrivato fino sul fondo sulla destra, ha messo un rasoterra in mezzo dove c'era Pozzi, solo la girata facile del centravanti della Sampdoria e la palla in rete. Quindi entrati nel 19° minuto, Padova 0, Sampdoria 1, linea Torino. Torniamo a Padova. E a Padova il 2-0 proprio in questo istante della Sampdoria di Bertani, 10 minuti e 50, quindi Padova 0, Sampdoria 2, ha fatto tutto da solo Bertani che ha recuperato il pallone sulla tre quarti del Padova, si è centrato, ha saltato un paio di avversari, poi con il destro ha colpito il palo interno alla sinistra di Pellizzoli che si era tuffato, il pallone ha scheggiato il palo e poi è finito in rete. 2-0 per la Sampdoria, una grandissima azione ancora di Bertani, oggi sicuramente il migliore in campo. Il Padova poco prima aveva sfiorato il pareggio, una buona azione di Elenius con un dribbling in area, il pallone in mezzo per Bovo che aveva fallito la deviazione, Bovo però era anche in posizione irregolare. Adesso siamo al 12° della ripresa, Padova 0, Sampdoria 2, linea Torino. Il gol del Padova, la rete di Bovo al 17° minuto, una gran botta di sinistro da fuori area, quindi Padova 1, Sampdoria 2. E arriva il triplice fischio del signor Ciampi, la Sampdoria ha vinto a Padova per 2-1. Puoi anche fare un commento, Zennaro, sì, abbiamo il tempo. Una buona Sampdoria, una partita giocata bene dalla squadra di Iachini, molto preoccupata nei primi 20 minuti quando il Padova manteneva il controllo del pallone, poi al 18° la rete del vantaggio di Pozzi e la Sampdoria si è un po' liberata anche mentalmente. All'11° della ripresa è arrivato il raddoppio di Bertani, situazione che stava diventando comoda per la squadra di Iachini, se non che dopo 6 minuti Bovo ha ridotto le distanze e qui la Sampdoria è ritornata a tremare un pochino sotto gli attacchi del Padova. Poi da segnalare c'è stata anche l'espulsione proprio di Bovo e la partita si è messa in discesa per la squadra di Iachini che ha fallito almeno 3 grandissime opportunità per chiudere l'incontro sul 3-1 e così invece la partita è rimasta in bilico fino agli istanti finali con il Padova tutto in avanti e la Sampdoria a chiudersi per cercare di mantenere il risultato e di conquistare questa importantissima vittoria. Linea allo studio.